Cordiale buonasera a tutti voi, benvenuti all'appuntamento con Focus TG Serale. Bene, è stato arrestato a Madrid Mohamed Barbri, il marito di Samira, la 43enne mamma di Stanghella scomparsa lo scorso ottobre. L'uomo, dopo la fuga, è stato bloccato a Madrid, ora si attende soltanto l'estradizione. Vediamo. La persona è stata arrestata in Spagna e adesso sarà, come dire, valutata la sua posizione nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo da parte del magistrato spagnolo e quindi ci sarà la consegna all'autorità giudiziaria italiana. La richiesta di estradizione per Mohamed Barbri, il marito di Samira, è già stata inviata in Spagna. Se l'uomo accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere della moglie non si opporrà al provvedimento, potrebbe tornare in Italia già entro 10 giorni, altrimenti i tempi si allungheranno anche di un paio di mesi. Mohamed, scappato da Stanghella il 1 gennaio, è stato fermato a Madrid durante un controllo casuale in strada. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo spiccato dalla procura di Rovigo, che sta svolgendo le indagini sulla scomparsa della povera Samira. Mohamed è arrivato in Spagna con un pullman Flixbus partito da Milano. Prima si è fermato a Barcellona, poi si è diretto nella capitale iberica. Gli inquirenti non escludono che lì l'uomo possa aver goduto di qualche appoggio. Nei giorni seguenti l'allontanamento di Mohamed da Stanghelle, i carabinieri di Padova Est avevano raccolto ulteriori indizi che hanno aggravato la posizione del marito di Samira. Per questo la procura aveva emesso un mandato di cattura europeo. Quando questi indizi sono stati valutati diversamente alla luce della successiva condotta e di testimonianze che avevamo acquisito, soprattutto quella della madre della vittima della Samira, e allora, quadro mutato, valutati i gravi indizi, si è chiesta e ottenuta la misura coercitiva. Dunque fondamentali per gli investigatori potrebbero essere state alcune testimonianze di Malika, la mamma di Samira, arrivata in Italia a Natale, che oggi, dopo aver appreso la notizia dell'arresto del genero, è rimasta fuori dal tribunale di Rovigo, chiusa in macchina per evitare le telecamere, poi è rientrata subito in casa. Nel frattempo le indagini per ritrovare Samira continuano anche con i sommozzatori che si sono immersi nel fiume Frattagorzone. I carabinieri hanno utilizzato cani molecolari e georadar per perlustrare i campi e gli argini accanto alla sua abitazione e i luoghi dove Mohamed nei mesi seguenti la scomparsa della moglie aveva fatto ritrovare i suoi effetti personali, forse nel tentativo di depistare le indagini. E il cugino di Mohamed, Azzedin, commenta la notizia dell'arresto e lo invita a dire tutta la verità. Tu cosa pensi? Pensi che sia innocente o no? Non lo so, adesso la polizia fare quel lavoro lì. Come mai in Madrid, secondo te? C'aveva qualcuno, conosceva qualcuno lì? Non lo so, mi è appena sentito lui a Madrid, appena sentito, non lo so niente. Azzedin, il cugino di Mohamed, non ha idea del perché sia arrivato a Madrid, non ci sarebbero parenti lì. A mettere gli inquirenti sulla pista che portava in Spagna era stato proprio lui, che aveva ricevuto un paio di giorni dopo la fuga una telefonata di Mohamed che diceva di essere a Barcellona e lo aveva subito riferito ai carabinieri. Azzedin però nega di aver dato denaro al cugino il giorno prima che inforcasse la bicicletta e si allontanasse da Stanghella. La notizia dell'arresto di Mohamed per lui rappresenta la speranza finalmente di conoscere la verità sulla scomparsa di Samira. Quando lui ha fatto qualcosa anche per la moglie, vuole venire qua, mi dice dove è la moglie. Se è scappata, è andata dall'altra parte, non lo so. Magari troviamo la moglie di Mohamed, magari. Un appello a dire tutta la verità, una verità che attende anche Malika, la mamma di Samira, che ora si sta occupando della nipotina di 4 anni. Azzedin ogni mattina insieme alla nonna accompagna la piccola all'asilo. La bambina, rimasta senza genitori, chiede sempre del papà. Sempre mi chiedi, piangere anche per dove è papà Azzedin, dove è papà, vedi allora, mi ha detto vedi così. E torniamo a parlare della tragedia della Solfatara a Pozzuoli, dove, lo ricorderete, il 12 settembre 2017 persero la vita i coniugi di Meolo, Massimiliano Carrer, Tiziana Zaramella e il figlioletto Lorenzo. I 7 imputati vertici della società che gestisce il sito di Pozzuoli, accusati di omicidio, disastro colposo, hanno chiesto, ottenuto il rito abbreviato che comporta la riduzione di 1/3 della pena. Il processo si è aperto quest'oggi davanti al GUP del Tribunale di
Napoli. L'udienza è stata però aggiornata al 4 marzo 2020 per la requisitoria delle PM, mentre il 12-17 marzo toccherà gli interventi delle difese. Se non verrà ravvisata la necessità di ulteriori attività istruttorie, la sentenza potrebbe arrivare appunto già il 17 marzo. Assalto armato alla sala slot di Mirano, ebbene arrestata l'intera banda ad un anno di distanza dalla rapina. Tra gli italiani anche un noto ex affiliato alla Mala del Brenta. Vediamo. Avevano assaltato la sala slot di Mirano armati di pistola e piede di porco, rapina di fine dicembre 2018 con le indagini conclusesi nelle scorse ore e che hanno portato all'arresto della banda composta da 2 italiani, elementi del gruppo, di cui un ex della Mala del Brenta e 2 stranieri. Manette ai polsi dunque per il 48enne Ivan Giantin, ex Mala del Brenta, e il 44enne Giuseppe Mion, con l'albanese Alban Shera di 23 anni e il tunisino Kereidin Shafedin di 29 anni. Indagini di un pool interforze condotte dai militari dell'Arma di Mestre di Mirano, supportati dalla squadra mobile della questura di Padova. E se il tunisino Shaferdin si trova ai domiciliari, visto che durante l'assalto si sarebbe limitato a fare da autista, si trovano invece in carcere a Padova i 2 italiani e l'albanese per uso di armi durante la rapina e in virtù dei rispettivi precedenti penali, dove spicca la figura di Giantin, che dopo 16 anni di detenzione era stato scarcerato 2 anni fa, giusto il tempo di uscire e compiere questa nuova rapina. Nel suo curriculum anche l'agguato a colpi di Kalashnikov ai carabinieri di Ferrara nella notte del 3 marzo 2001. È costato la perdita dell'uso di un occhio a un militare. E un'operazione della Guardia di Finanza ha permesso il ritrovamento di un ingente quantitativo di prosecco veneto rubato. Ebbene, ci spostiamo in Puglia. Un'azienda vitivinicola di Montebello Vicentino si vedrà restituire dalla Guardia di Finanza un carico di 11.000 bottiglie di prosecco. Servirà a ristorare almeno un terzo del danno subito, visto che l'azienda aveva denunciato il furto di 30.000 bottiglie lo scorso dicembre. Qualora il vino fosse stato immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi 100.000 euro. A scoprire la refurtiva gli uomini della compagnia di Foggia, che in un'operazione a tutela della correttezza del mercato e il rispetto della concorrenza leale stava controllando l'attività di una sala ricevimenti proprio alla vigilia di Natale. I finanzieri, notando l'assenza sospetta di un qualsiasi quantitativo di vino in un locale pubblico proprio in prossimità delle feste, scoprivano invece il prezioso carico stoccato in un'area demaniale adiacente il locale, sotto un portico e coperta da teli. Il responsabile della struttura ricettiva è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili del furto. Antagonisti in azione ad Arcugnano contro la base USA americana, dove vengono custodite armi e munizioni tagliate alla recensione, ed in un video postato sui social la rivendicazione dell'azione di protesta. Blitz degli antagonisti alla base americana di Fontega di Arcugnano, sito militare che custodisce armi e munizioni. Cappucci calati sul volto per non essere identificati e passamontagna con i colori dell'arcobaleno. Un gruppetto di giovani, poi firmatisi No War, nello scorso fine settimana, approfittando del buio della notte, armato di cesoie, ha preso di mira la rete di recinzione che è stata divelta per alcuni metri. Non contenti sarebbero entrati all'interno della polveriera statunitense per poi allontanarsi dalla zona. Il tutto è stato documentato in un video che il gruppetto ha poi messo sui vari social a firma No War per rivendicare l'azione di protesta. Video che ora è al vaglio dei carabinieri della SETAF e della Digos della Questura. Da capire come il gruppetto abbia potuto avvicinarsi al sito. Nei giorni scorsi i vertici militari USA e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno avevano disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza per i siti sensibili, dalla caserma Edere al Daldin, dalla base Pluto a Longare al villaggio americano e un deposito di Torre di Quartesolo. Una breve pausa, torniamo subito dopo, parleremo di come sono andate le prove per le paratoie del Mose al Lido di Venezia.
Dicevamo prova delle paratoie del Mose oggi a San Nicolò, riuscita, lo ha annunciato oggi con fierezza il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha assistito al test di sollevamento della barriera del lido San Nicolò. Per il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, in caso di emergenza si potranno alzare le paratoie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Vediamo. La prova è riuscita. Le 20 paratoie che sbarrano il passo all'alta marea alla bocca di porto di San Nicolò del Lido si sono alzate in contemporanea per poi riabbassarsi nei loro alloggiamenti. Iniziato alle 8 di mattina, il test dell'intera barriera si è concluso positivamente qualche minuto prima dell'1. I segnali che stanno arrivando in queste settimane dalle dighe mobili sono incoraggianti, tanto che il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha affermato che se si ripresenterà l'emergenza si potranno alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Funzionato tutto, per cui è la seconda esperienza che abbiamo visto totale del Mose. Mi sembra che le cose stiano andando avanti. Continuiamo con l'operazione trasparenza, facendo vedere ai cittadini tutto quello che c'è da sapere per la loro tranquillità e per il fatto, insomma, che è giusto testimoniare che i lavori stanno andando avanti. Sono sperimentazioni importanti, non c'è nulla di scontato, ma insomma è veramente andato tutto bene e ci auguriamo che di continuare così. Il 3 dicembre, anche nella sua veste di commissario straordinario per l'acqua alta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro aveva assistito alla prova del Mose a Malamocco. A San Nicolò ha seguito il nuovo test dalla control room allestita nell'isola artificiale al centro del canale del Lido, assieme al provveditore alle opere pubbliche del Veneto Cinzia Zincone. Continueremo a fare questa pressione perché i lavori accelerino e vadano a completamento per la sicurezza della città, dei cittadini e anche per l'orgoglio nazionale di una grande opera tecnologica. Il test di San Nicolò sarà replicato il 3 marzo, dopodiché le prove del Mose proseguiranno alla bocca di porto di Chioggia e saranno le prime a Mare Mosso. Il Consorzio Venezia Nuova chiederà infatti alla Capitaneria di Porto un'ordinanza a date aperte per i prossimi 4 mesi, vale a dire la possibilità di un preavviso di 48 ore al sollevamento delle paratie a seconda delle condizioni del mare. Prima di me processino i preti pedofili e i gay. È duro l'attacco di Don Marino Ruggero, parroco dimissionario della parrocchia San Lorenzo di Albignasego, attacco contro la diocesi di Padova. Se questo è il metodo che usano, allora io inizio a fare l'elenco con tanto di prove di preti pedofili o gay o che hanno la donna che ha abortito e che sono a capo di grandi parrocchie della diocesi di Padova. Un duro attacco colmo di amarezza e rabbia, quella di Don Marino Ruggero contro la diocesi padovana. Tutti sanno che chi sono e abbiamo le prove perché ci sono, e allora perché non prendiamo in esame questi casi di cui siamo sicuri e vengono invece magari imboscati e non li portiamo questi piuttosto in un tribunale ecclesiastico e magari non c'è un comunicato della diocesi magari più logico e coerente su qualcosa di certo che invece su qualcosa che ancora non sappiamo sia vero fino a che punto. Don Marino sarebbe stato accusato di aver tenuto comportamenti non consoni allo stato clericale inerente agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Insomma, Don Ruggero, secondo la diocesi, avrebbe avuto delle relazioni, ma la sua risposta è dura. Queste voci restano voci finché non sono provate da qualcosa di concreto che dica che siano vere. Nei suoi confronti è stato aperto un processo canonico presso il tribunale ecclesiastico. Così Don Marino è partito all'attacco senza peli sulla lingua e togliendosi più di qualche sassolino. Alla domanda se avrebbe inciso in qualche maniera la sua presa di posizione sulla legittima difesa e sull'immigrazione, la risposta è immediata. Queste voci fanno parte di un curriculum negativo che ho, che probabilmente alla curia ormai tanto fastidio. E quindi secondo me sono prese di posizioni che hanno perché non ne possono più di me per il fatto che sono un po' controcorrente. Don Marino ha già dato mandato a un avvocato per difendersi nelle sedi opportune, ma lo scandalo ormai ha fatto il giro non solo del paese ma di tutta la provincia e questa sembra essere la punta di un iceberg che rischia di travolgere altre persone.
Ed è stata intanto rinviata la prima udienza del processo sul business dell'accoglienza dei migranti. Questa mattina nel Tribunale di Padova avrebbe dovuto svolgersi la prima udienza del processo a carico dei responsabili della cooperativa Ecofficina, udienza rinviata invece al 3 marzo per un difetto di notifica a 3 imputati. Sotto accusa ci sono i vertici della cooperativa, Simone Borile, la moglie Sara Felpati, Gaetano Battocchio, con loro una dipendente della prefettura e 2 ex viceprefetti di Padova. Le accuse vanno dalla turbativa d'asta alla frode nelle pubbliche forniture, alla corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione del segreto d'ufficio e falso. Nel mirino presunte soffiate della prefettura alla Coop avvisata in tempo di controlli dell'USL negli hub della Prandina a Padova e di San Siro a Bagnoli, dove erano stipati centinaia di profughi, e poi ancora la falsificazione da parte di Ecofficina con la complicità della dipendente della prefettura di un bando per l'aggiudicazione di un progetto SPRAR del comune di 2 Carrare. E intanto il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato insolvente la Euronics Galimberti, la catena di negozi a marchio Euronics che conta 11 punti vendita fra Lombardia e Veneto. Ha nominato un commissario straordinario che avrà 30 giorni di tempo per elaborare una relazione da presentare al giudice Sergio Rossetti. Solo dopo il Tribunale potrà dichiarare aperta la procedura di amministrazione straordinaria. La Euronics Galimberti verrà messa alla procedura di amministrazione straordinaria qualora le osservazioni del commissario mettessero in luce la possibilità di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. I punti vendita in Veneto si trovano a Gambarare di Mira, nel Veneziano, a Resana, nel Trevigiano, a Padova, Cittadella, Verona, San Martino, Buonalbergo e Loreo nel Rodigino. E sarà riallacciato nelle prossime ore il gas alla tessitura Monti, dove in questi giorni alcuni reparti, nonostante il freddo, hanno continuato a lavorare. Oggi naturalmente assemblee all'interno della fabbrica. Io posso capire l'ENI perché giustamente anche lui ha guardato casa sua, però effettivamente ha messo in ginocchio 250 persone e per noi è stato un grosso colpo. Un colpo duro, durissimo. La sospensione della fornitura del gas alla tessitura Monti ha comportato uno stop per diversi reparti, altri sono andati avanti a oltranza sfidando il freddo. Sono venuti a lavorare tutti gli uffici, il magazzino, poi è venuto a lavorare una parte del campionario, 4 persone, e vari capi per poter mandare avanti anche le spedizioni. Tutti i lavoratori, bisogna dire, sono stati bravi perché comunque una parte è a casa, una parte sta continuando a lavorare al freddo e noi siamo ottimisti e stringiamo i denti e andiamo avanti. Le lavoratrici della Monti vanno avanti quindi come sempre, più di sempre, nei giorni in cui il commissario giudiziale sta ultimando la relazione che consegnerà al Tribunale di Venezia, dove dirà se lo stabilimento ha le carte in regola per cercare un nuovo acquirente. Le strade continuano a essere due, diametralmente opposte: commissariamento straordinario o fallimento. Chiaro, noi quello che stiamo facendo in questo momento è quello in ogni caso di preservare i posti di lavoro e permettere all'azienda che vada in amministrazione straordinaria. Sono molto più fiducioso oggi rispetto a ieri, perché nonostante le avversità, le cose che vanno male, queste persone si sono dimostrate non solo con grande senso di responsabilità, ma con grande senso di appartenenza. Intanto i sindacati hanno incontrato i lavoratori nel corso di 2 assemblee. I rubinetti del gas saranno riaperti e si tornerà alla piena operatività. L'azienda ha già provveduto e pertanto speriamo che per domani o massimo giovedì tutti quanti rientrino al lavoro. E le lavoratrici sono pronte a garantire ancora una volta la produzione. Noi non abbiamo mai fatto sciopero, abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare. Ed ora una breve pausa, poi andiamo a Padova, dove oggi è arrivato il nuovo comandante della Polizia Stradale del Veneto. Lo dicevamo prima della pausa, si è insediato oggi a Padova Ottavio Aragona, che è il nuovo comandante della Poststrada del Veneto. Repressione e prevenzione per garantire maggior sicurezza sulle strade in tutta la regione. Questo è l'impegno annunciato dal dirigente.
Noi dobbiamo mantenere alto il livello dei controlli cercando di ottimizzare le risorse, ma non possiamo assolutamente pensare che solamente attraverso lo strumento della repressione si possa contrastare efficacemente il fenomeno cosiddetto delle stragi del sabato sera a seguito appunto di assunzione di alcol o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È fondamentale lo stile di vita, bisogna che gli utenti della strada si rendano conto che assumere alcol o assumere sostanze stupefacenti, al di là dell'entità di queste sostanze che noi rileviamo negli organismi delle persone, è incompatibile con la guida. E intanto sul fronte sanità, operazione chirurgica da record oggi a Campo San Piero, vediamo perché. All'ospedale di Campo San Piero per la prima volta in Italia è stato rimosso un tumore all'intestino retto grazie al robot Da Vinci, una macchina costata alla regione milioni di euro, ma che messa nelle mani di chirurghi bravi e aggiornati come quelli veneti consente di sfruttarne tutte le potenzialità tecniche, un investimento tecnologico che ha permesso all'equipe di intervenire con una tecnica mini-invasiva, con un robot che consente di non toccare gli organi non interessati dal tumore e che significa meno dolore e tempi di guarigione più veloci. La sanità veneta è quella con il maggior numero di robot chirurgici in attività in Italia, con un investimento totale di 70 milioni di euro all'anno in questo campo. E veramente molto bravi, passi da gigante. Voltiamo pagina perché gli alpini di Bassano daranno vita nei prossimi giorni a un trekking sulle tracce della ritirata dell'8ª armata avvenuta fra il Don e Nikolajevka nel gennaio di 77 anni fa. Nikolajevka è un nome che per lungo tempo ha evocato lutti, perdite e sofferenze. Una parola che ha il suono straziante di 100.000 gavette di ghiaccio, che ricorda Mario Rigoni Stern e l'alpino Juanin, che chiedeva al suo sergente maggiore se sarebbero mai arrivati a baita. Un'invocazione nel canto di Beppi De Marzi, che non ha altre parole se non quel nome, Nikolajevka. Ma gli anni passano e la stessa Nikolajevka non esiste più, inglobata in altre città e in altri nomi. E c'è il rischio che la ritirata in combattimento da parte degli alpini del gennaio del 1942 diventi un ricordo sbiadito nella storia di ieri. Per questo motivo la sezione Monte Grappa dell'Associazione Nazionale Alpini darà vita, in occasione del proprio centenario, a un trekking che porterà un gruppo di penne nere sulle tracce di quella parte dell'8ª armata che lottò strenuamente per non finire nella morsa di un nemico che poteva contare sul più grande alleato di sempre, l'inverno russo. Un gruppo di alpini bassanesi, assieme ad altre penne nere bresciane e bergamasche, ripercorrerà fra il 20 e il 26 di gennaio il tragitto percorso 77 anni fa dal corpo d'armata italiano, partendo dal fiume Don per arrivare a Nikolajevka, dove l'ultimo slancio disperato permise agli italiani di sfuggire all'accerchiamento. Un trekking all'insegna della storia e dell'avventura, in una terra che può riservare sorprese a ogni passo. Sicuramente sarà un'esperienza che presenterà delle sorprese, perché il clima non sappiamo come si può comportare, quindi potremo trovare delle temperature più o meno rigide e incontrare anche della popolazione che ci potrà aiutare e ospitare, un po' come è successo 77 anni fa. Nello zaino i nostri alpini avranno anche i libri che sono stati scritti su quel doloroso capitolo di storia, e ogni pagina di quei libri sarà l'occasione per dare nuova linfa alla memoria. Noi ci siamo preparati molto bene dal punto di vista storico, perché vogliamo, passando in quei luoghi, capire profondamente. Abbiamo deciso tutte le sere che ognuno di noi, nel posto in cui saremo, farà un saggio di quello che ha studiato sul posto e sui combattimenti successi in quel posto. E ad Otterlo in Olanda c'era anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Per la città l'arrivo della mostra di Goldin rappresenta un grande investimento che potrebbe avere anche un imponente ritorno economico per il turismo e le attività commerciali cittadine. Il 2020 sarà per Padova un anno importantissimo per la cultura. Dal 7 febbraio sarà capitale europea del volontariato. In primavera si dovrebbe conoscere il verdetto finale sulla candidatura UNESCO dell'Urbs Picta e poi ad ottobre la grande mostra su Van Gogh organizzata da Marco Goldin. Dal museo Kröller-Müller di Otterlo, dove è andato a vedere in anteprima le opere che ospiterà nella sua città, il sindaco di Padova Sergio Giordani conferma il suo impegno nel promuovere i grandi eventi culturali. Cultura come veicolo di sicurezza e strada da percorrere
lavorare per sviluppare il turismo e aumentare il prestigio della città, rilanciando le attività economiche, ha spiegato il sindaco, che ha espresso grande ammirazione per la passione del critico Marco Goldin. Con lui e le associazioni di categoria sono al lavoro per potenziare i servizi per accogliere i visitatori della mostra. Stiamo lavorando con la Camera di Commercio in piena sintonia per fare il sito di accoglienza. È un'altra cosa importante. Oggi Padova non ha un sito di accoglienza. Io spero che alle volte di giugno-luglio avremo un sito di accoglienza che, in collaborazione con la Camera di Commercio Bologna, ci sta aiutando a realizzare in fretta. Collegati alla mostra su Van Gogh ci saranno anche molti altri eventi preparati dallo stesso Goldin. Il 20 gennaio iniziano 4 lezioni sul pittore olandese tenute proprio dal critico d'arte trevigiano, e nel periodo della mostra arriveranno in città esperti internazionali di Van Gogh per visite guidate e poi ancora concerti al museo. Insomma, la città deve prepararsi, dice il sindaco, rinnovando dall'Olanda l'appello alle associazioni di categorie e a potenziali imprenditori del settore alberghiero. Penso che per questo sia veramente importante darci da fare come servizi, come alberghi, portare a casa qualcosa di nuovo per la città, diventa importante. E questo era anche l'ultimo contributo per oggi. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.